Questa scultura, intitolata La Legge Nuova, campeggia sulla facciata del Duomo di Milano. Fu osservata dallo scultore Bartoldi e si ritiene che fu presa a modello per la sua celeberrima Statua della Libertà. La statua milanese è opera dello scultore romano Camillo Pacetti, professore di scultura a Brera nel 1823. Cogliamo quindi l'occasione per vedere chi insegnava nell'Accademia di Belle Arti. Il presidente era il signor Luigi Castiglioni, che curiosamente non era affatto un artista, ma un celeberrimo botanico, responsabile dell'orto botanico locale. Fu lui a introdurre in Europa la quercia rossa e purtroppo, per i nostri boschi, la robigna. Segretario era Ignazio Fumagalli, incisore e vedutista. Tra gli insegnanti ecco il pittore toscano Luigi Sabatelli, Domenico Aspavi per gli elementi di figura, Giuseppe Longhi per l'incisione e il celebre Carlo Amati per l'architettura. Tuttavia, l'Accademia si fregiava di collaboratori esterni come Luigi Cagnola, architetto del magnifico e grandioso Arco del Sempione e del monumento di Porta Ticinese. E poi i pittori Pelagio Palagi, Giuseppe Migliara, Paolo Landriani e Luigi Bossi, le cui eccellenti opere sono esposte in molti musei dedicati all'Ottocento. O ancora Gaetano Cattaneo, direttore del Gabinetto delle Medaglie insieme a Luigi Manfredini, scultore e coniatore nella zecca. Non mancava Gaetano Monti, scultore dell'Arco della Pace, ma attivo anche a San Fedele o al Palazzo Melzi di Cusano. L'Accademia aveva anche soci onorari, l'arciduca Ranieri, il principe di Metternich, il feldmaresciallo Bellegarde ed altri, tutta gente che finanziava lautamente gli artisti neoclassici. Oggi li definiremmo gli stakeholder dell'Accademia. Infine, non mancano soci stranieri di grande importanza, come il pittore francese David, lo scultore Thorvaldsen o il pittore miniaturista tedesco Heinrich Friedrich Hüger.